Alcune escursioni hanno un valore aggiunto dettato da piccoli ma enormi insegnamenti, talmente potenti che quando alla sera appoggi la testa sul cuscino, come per magia, tutto è chiaro, tutto torna. Buongiorno squadra, allora donne stringetevi a me, grazie. Ok, che uomo fortunato che sono. Allora, siamo nel parcheggio del Passo Rest, giusto? Sì. Quello che andremo a fare sarà il Monte Rest, giusto? E una bella salitina con un dislivello di circa quanto? Un 700 Metri, più o Sì, meno, fino al all'incirca. monte. Ok, non dovrebbe essere un sentiero particolarmente difficile e una volta raggiunta la cima dicono che è estremamente panoramica, quindi via si parte così vediamo com'è. Esatto. Go? Go. Pronte? Via. Vai, convinti, eh? L'inizio del sentiero è a pochi metri dal comodo parcheggio, il tutto è ben segnalato ed è praticamente impossibile sbagliare. Giornata decisamente ventosa per un sentiero che Cristina ha già... Sbagliato! Oh, ma volevo venire a vedere la... Ma certo, Sì, cioè, vedere la Rest. abbiamo trovato un muro davanti a noi e abbiamo detto ops, forse questo non è il sentiero giusto. Perché quello giusto è l'826 che si imbocca mantenendo a sinistra subito dopo la chiesetta degli Alpini. La strada sale con pendenza ripida ma costante, alternando tratti di sterrato, asfalto e ghiaia. Una volta trovato il giusto passo, il tutto diventa semplice e piacevole e salendo di quota si inizia a godere di un bel panorama lungo un percorso per nulla noioso. Allora, casera Monte Rest raggiunta e se volevamo fare una reunion dei follower non saremmo riusciti a fare qualcosa di così strepitoso. Cioè tutti i ragazzi qua dietro seguono il nostro cavallo. A organizzarla così bene. A organizzarla così bene, guarda. Cioè sono dei pazzi. Allora, visita veloce alla casera Monte Rest. Ragazzi, strepitosa. Qua abbiamo una bellissima stufa con la legna. Proseguendo abbiamo un secondo locale dove c'è il tavolo e un'altra stufa a legna. Bellissima, eh? E da qua il panorama è strepitoso. Allora, saliamo le scale e ci sono due brande, proseguiamo, una porticina piccolissima, no, veramente piccolissima, aiuto, e qua altre 3 brande, veramente bello. Lasciamo la casera e imbocchiamo il sentiero dedicato a Ursula Nagel, escursionista austriaca che dopo essere stata soccorsa su queste montagne, in ricordo dell'evento, contribuì economicamente in modo rilevante negli interventi di manutenzione del sentiero. Cominciamo a salire dal lato sud fino al raggiungimento della dorsale. Qui troviamo la statuetta di una bellissima Madonnina che veglia gentile e dedicata sulla vallata. Ad un'altezza di 1778 metri e con un dislivello di 743, la cima della montagna regala un panorama a 360 gradi. A farci compagnia durante la salita le 2 cime del Valcada, un po' più a nord, Grauzzaria e Sernio, gruppo del Collians e Peralba. A seguirci nell'impresa oggi un ospite speciale, Aquila Bianca. Beh, devo essere sincero, non ero certo riuscisse a raggiungere la vetta, ma mi sbagliavo. Mia mamma non ha mollato mai, la sua passione per la montagna è stata la forza che l'ha spinta avanti. Nello zaino il peso di tutti i regali che la vecchiaia ti porta e si sa, non sono pochi. Ma come dice lei, fra stare male sul divano e stare male in vetta, beh, preferisco la seconda. Un passo dopo l'altro, lo sguardo verso la cima che non si avvicinava mai. A 75 anni queste sono grandi imprese, ti metti in gioco nuovamente, è tutta la vita che lo fai. E forse questa è la chiave di tutto, come dice lei, non mollare mai. Abbracciarla una volta arrivati in cima è stata una gioia.
e devo dirlo, sono fiero e orgoglioso di essere suo figlio. Allora signore, Monte Everest raggiunto, 1780 metri. Io sono particolarmente orgoglioso perché oggi la mamma ha raggiunto una vetta veramente impegnativa, perché comunque c'è abbastanza dislivello all'età di 75 anni. ok, c'è speranza per tutti. Noi parliamo qua perché su in vetta c'è un vento, no? Incredibile, c'è una roba Se può stare. strepitosa. Mamma, cosa devono fare con quel sassolino? Allora, questo sassolino lo lasciamo qua in vetta e chi lo trova lo porterà su un'altra vetta. Bravissima, perfetto. beh, Ha studiato. Ha studiato. Facciamo così. È la nostra follower. La numero uno. Allora, adesso, piccolo spoiler, è stata la iscritta numero uno. Ecco. La mamma è sempre la mamma. Va bene, temperature che si stanno abbassando, tantissimo vento. Adesso ritorniamo giù e ci fermiamo in casera a mangiare qualcosina. Ok. Perfetto. Via? Sì, Via. partiamo. Il vento forte e gelido non ci ha permesso di rimanere in cima a lungo ed è stato un vero peccato. I panorami che ci offre il Rest sono incredibili. Le prealpi carniche regalano sempre grandi emozioni. Da qui la vista spazia su tutta la Val Tramontina e la bellissima vallata della Carnia. Il rientro avviene sullo stesso sentiero dell'andata. Una giornata direi perfetta che non può essere che coronata con un bel brindisi. Cin cin, e nonostante tutto la mamma è ancora viva. Porca miseria. Per festeggiare abbiamo scelto l'albergo ristorante da Febo con una terrazza bellissima che si affaccia sul lago di Tramonti. Ottimi vini e prodotti selezionati con cura e maestria. Il posto è veramente bello, la struttura dispone di 10 stanze, ristorante bar e una wellness immersa nella natura tra orti e ciliegi in fiore. I prezzi corretti, noi ve lo consigliamo. Con questo il video termina, come sempre dati tecnici e cartina tabacco. Grazie per essere arrivati fino a qui, zaino in spalla e alla prossima.